Il sabato pomeriggio in Corso del Popolo a Chioggia è stato movimentato da un fuoriprogramma causato dall'irruzione di una vettura che attorno alle ore 17 ha infranto il passaggio pedonale dirigendosi da San Giacomo verso Vigo. A bordo 2 persone, il guidatore di Vittorio Veneto e il passeggero di Adria, di età compresa fra i 40 e i 50 anni. Visibilmente alterato dall'alcol, il conducente ha dapprima urtato un'automobile parcheggiata nei pressi delle locali sezioni dei Marinai d'Italia, danneggiandone il paraurti in modo abbastanza serio. Poi si è allontanato senza accertarsi dell'impatto né riconoscere la responsabilità dell'urto e ha proceduto a zig-zag lungo la piazza davanti a molti testimoni allibiti. La polizia locale è intervenuta e ha chiesto il supporto della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno rincorso la vettura fino al naturale epilogo di Piazza Vigo. I 2 sono usciti dalla macchina e il proprietario ha cominciato a resistere in vario modo agli agenti, anche togliendosi i pantaloni fra l'ilarità generale. È stato molto faticoso da parte delle forze dell'ordine venire a capo della situazione e ricondurre l'esagitato a più miti consigli. Alla fine i poliziotti sono riusciti a caricare l'uomo entro una delle loro volanti e a condurlo al locale commissariato di pubblica sicurezza per l'identificazione. All'uomo viene contestata la guida in stato di ebbrezza, il rifiuto di sottoporsi all'alcol test, la resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico. Probabile la denuncia a piede libero. Ancora non è dato sapere se verrà sequestrata la vettura a causa della palese ubriachezza di chi a bordo e fuori ha dato spettacolo. Tu hai visto la scena comunque? No, mi veniva a dire, ho visto la scena qui del negozio e un altro che andava in adesso, gli ha tirato sul numero di targa, vedi? Eccola qua, tutta il numero di targa. Ma perché andavano a zig e zag per la piazza, giusto? No, quando mi andai addosso, sì? mi voleva riconoscere il danno, perché ti capitava che ti rispondeva la macchina. In più qua, così vieni fuori, chi dondoleva, ma imbriaghi. O imbriaghi o fatti da droga, una roba del genere, insomma. E allora chiamai i carabinieri, la polizia non mi si è venuti. Sì, che sono venuti sì, si sono portati via. No, sì. Si arriva i vigili prima, sì. E dopo mi domandai in su, perché nel frattempo ci andai via, siccome qualcuno chiedeva. Certo, no, pericolosi, certo. Mi andai in su. Allora, nel ricorso di vigili la fermai in piazzetta Vigo o da quelle parti là. Sì. Nel frattempo ci erano anche i carabinieri, con dei midati, vabbè, e neanche loro e se li arrestai perché era a bordo della macchina. E la macchina era. Ma quanti erano le macchine? In 2? In 2, sì. Vabbè, grazie.